Abbiamo, come al solito, insieme ai bambini abbiamo mangiato dei dolci preparati in casa, si fanno gli auguri tra le diverse etnie. La nostra comunità tiene più di 30 persone, 30 nazionalità di fedeli. E quest'anno anche stata in collaborazione anche con il centro di Spinea, che sono venuti e hanno contribuito all'organizzazione. Festa di fine Ramadan, migliaia di fedeli in preghiera per celebrare la conclusione dell'evento religioso più importante per la comunità islamica. In provincia di Venezia più di 30 nazionalità diverse hanno pregato insieme, migliaia di persone rivolte verso la Mecca, guidate dall'imam, anche nei festeggiamenti e nella degustazione di piatti tipici. Ha portato il suo piatto tipico, il dolce tipico del paese, però il couscous per esempio dai paesi del Maghreb c'è stato, però soprattutto dolci e bevande, il tè alla menta. L'incontro con il direttivo della comunità islamica a Marghera è poi occasione per parlare della mancanza di spazi adeguati alla preghiera e soprattutto di ritrovo e di confronto. Alla fine della settimana, il venerdì, arriva il numero anche a 1000 persone durante la festa del venerdì o la preghiera del venerdì, da 500 a 1000 persone. E se è un giorno di festa ancora arrivano molto di più, a volte non ci sta neanche questo spazio che non riesce a ricevere tutta la gente che viene a pregare.